Scatman's World. Ciao a tutti dal comendone veneziano. Ragazzi, ho cambiato casa e come le inauguriamo con un fichi fichi. E vai. Allora, Ashley, 79 giorni, quindi è molto più giovane del comendone, che infatti il comendone mancano 10 giorni per il cambio età. Tuffarsi da un trampolino. Ok, allora adesso facciamo una bella cosa. Intanto voglio collaudare. Gioca a biliardo con Ashley, vediamo. Comunque la casa è questa, ragazzi. Questa è la casa come viene. La piscina qua. Abbronzatura, angolo ricreativo, mini palestra, scala. L'ho fatta veloce, ragazzi, perché sennò ci metto troppo tempo. Camera da letto, soggiorno più angolo cazzeggio, stanza del pupo quando arriva il pupo. E qua biliardo, distributore, cosa, ma comunque devo ampliarla, anche voi consiglio cosa posso fare. Poi qua il bagno, aspetta un attimo che se no è più sul caso, bagno e cucinotto. Vediamo qua il comendore. Guarda ragazzi, guardate Ashley, che puttanone ragazzi, guardatela. Puttanone Ashley, raga. Però, so che noto, qua mancano lampade. Allora, aspetta un attimo. One moment, please. One moment. 1, 2 e 3. Questa la mettiamo più qua. Ok. Sistemiamo qua. Qua ne cazziamo una. E anche qua. Perfetto. Vai. Guardate con che classe stanno giocando a biliardo, guardateli. Guardate il comandone scatenato, ragazzi. Aspetta. Ok, adesso, visto che sono in vacanza, vorrei provare a vedere abbronzatura spray, mentre il puttanone. Trampolino. Anche questo vuole. Tennis tavolo. Relazioni, chi conosce? Tutti quelli della scuola. E pochi altri, ok. Vediamo il comendone che si abbronza. Guardatelo. Spettacolo, ragazzi. Guarda che abbronzato. Ah, abbronzatissimo. Sotto i raggi del sole. Abbronzatura anche per lei. E poi tuffati. E anche veneziano, dopo lo facciamo tuffare. Dopo comunque userò più solo il comendone, perché sinceramente è dura stare dietro tutti e due purtroppo. Il comendone si è buttato. Ok, buono. Adesso il cume igiene. La prova poi domenica la andiamo su. Allora, docciona. Doccia. E dopo andiamo a nanna. Ok. Dormi. Mentre il puttanone, che da lunedì devo portarla anche a cominciare la carriera sportiva, visto che è il suo obiettivo. Lei nei suoi tratti è malvagia, irresistibile, animale da festa, carismatica e atletica. Balla in modo malvagio, ma che cazzo vuoi? Ok, allora facciamo una bella cosa. Intanto ripulisci e ripulisci. Dopo la alleniamo. Ok. Le abilità ha solo abilità 4 nello sport. Ok. Brava vecchia. Tarara. Abilità 5. Spinta al limite. Il come è già nanna, immagino, infatti.
Dopo la cazziamo qua. Migliorare l'abilità atletica. Questo non mi frega un cazzo. Ok, dobbiamo tirare su anche lei, porca troia. Bene. È un po' sporca, vai, buttati. Woo! Ok, igiene. E dopo la cazziamo a letto. Fai la doccia, ma perché? Oddio. Dormi. Dormi in modo malvagio. Vabbè, sta qua, sempre tutti in modo malvagio fa. Va bene. Buono. Cioè, cosa può fare il comandone? Tu fascia trampolino, non l'ha già fatto. Ok. E dopo devo migliorare anche il carisma. E ci cazziamo qua dopo migliorare il carisma. Ok. Sto puttanone, ragazzi. Vediamo quale felicità. Abbronzatura. Abbronzatissima. Brava Ashley. E vai Nanna. Il comandone si è buttato. No, allora non è questa, la vaffanculo, non capisco. Alleniamo nel carisma. Comunque raga, finalmente arrivata a casa. Dal prossimo video chiaramente inizia di nuovo la serie in maniera un attimino più esaltante, perché chiaramente ci sarà trovare lavoro ad Ashley e completare il sogno vitalizio del comandone e poi valutare bene cosa fare. Andrò avanti un po' anche da solo, chiaramente, per arrivare a un punto dove magari l'obiettivo sia anche quello di fare un bimbotto, perché vedere sta stanza qua desolata fa un po' tristezza. Va buon raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.